Eccoci qua, siamo con il segretario dello SPI-CGIL di Girolamo. Allora, arriviamo un po' a vedere qual è la situazione. Prima di tutto, lo SPI c'è. Lo SPI c'è. E il nostro è un messaggio forte che vuole essere di presenza e vicinanza ai pensionati, perché in questo momento così importante, insomma, lanciare un messaggio rivolto soprattutto alle persone anziane, dove diciamo che noi come organizzazione sindacale siamo vicini a loro, siamo presenti, è un fatto importante. È una fase emergenziale, continuiamo a dirlo, quindi è una cosa nuova a cui noi non eravamo abituati, nessuno di noi, come dire, 2 mesi fa pensava ad una cosa di questo genere, cioè non poter vedere i propri amici, i propri cari, le persone vicine, i nipoti. Ecco, quindi stare a casa, questo è l'imperativo, insomma, cioè uscire il meno possibile, però allo stesso tempo sapere che il sindacato è vicino a loro. Quindi il messaggio che noi vogliamo lanciare è proprio questo, lo SPI c'è. Ci sono vari modi per contattarci, che poi abbiamo modo di vedere, insomma, le nostre sedi sono chiuse, ma noi abbiamo fatto in modo che quasi in tutti i comuni c'è la possibilità di contattarci. Attraverso il telefono noi possiamo provare a risolvere i vari problemi che si pongono, quelli più grandi, di pratiche che sono in itinere, anche ai piccoli problemi. Alle sedi prontamente dalla regia mettono in onda un po' per quanto riguarda la sede di Padova, lo lasciamo un secondo così, mentre parliamo chi è interessato può prenderci giù il numero telefonico oppure i vari riferimenti. Quindi insomma, le persone anziane, i nostri iscritti, possono continuare a usufruire dei nostri servizi telefonando, appunto contattandoci attraverso i telefoni. Questo adesso noi vediamo in sovrapposizione Padova, ma è così in tutte le province. Come è possibile reperire i nostri numeri? I numeri telefonici è possibile reperirli attraverso il nostro sito, attraverso Facebook, quindi ci sono tante modalità. Quelle non elettroniche quali sono? Perché gli anziani tante volte ci scrivono delle bellissime letterine cartacee in cui dicono finitela di dire per noi anziani cose elettroniche che molti non hanno internet, eccetera. Sappiamo che molte persone non utilizzano. In questo momento i nipoti non sono frequentabili. No, non sono frequentabili, anzi noi raccomandiamo di stare a casa, di vedere meno gente possibile. Sembra strano, noi che siamo quelli che dicono che bisogna stare insieme, bisogna essere gioiosi, in questo momento qua invece bisogna avere cautela, molta cautela, ci raccomandiamo da questo punto di vista. Noi abbiamo 1000 modalità, una è questa, insomma, attraverso anche i mezzi di informazione. Adesso avvieremo una grande campagna anche non solo sulle TV, ma anche alla radio, attraverso la carta stampata, proprio per dare questi riferimenti in modo che le persone sanno che possono contare su di noi. Ecco, perfetto. Intanto teniamo anche Vicenza un pochettino, così ci sono vari luoghi dove è possibile rintracciarvi, sempre telefonicamente, mi raccomando, non andate fisicamente. Assolutamente no. Allora, ci sono delle raccomandazioni un po' in generale che è bene dare? Sì. Dopo entriamo nel merito delle pensioni, intanto finiamo le sedi, sedi provinciali, ma diamo le raccomandazioni generali. Le raccomandazioni generali. Allora, noi diciamo, attenzione, vi raccomandiamo di seguire molto bene le istruzioni che vi vengono date. Noi comprendiamo che è un momento di difficoltà, che la voglia di rapportarsi con i parenti, con gli amici, quella routine anche a volte di vedersi con le persone c'è, e quindi è un momento drammatico per tutti, soprattutto per le persone anziane, quelle che vivono da sole. Ecco, un dato per capire un po' di cosa stiamo parlando. Nel Veneto noi abbiamo qualcosa come 347.000 over 80, cioè sono circa 347.000, quindi è un bel numero di persone. Di queste circa 211.000 sono sole. Quindi è un dato, come dire,
di persone particolarmente fragili che in questo momento sentono ancora di più la solitudine, perché anche il momento in cui anche, come dire, il pubblico si è ritirato, perché non sono chiusi i centri diurni, per cui non hanno questa, esatto, non hanno le messe non ci sono più, esatto, quindi ci sono anche, vengono a mancare anche quei piccoli momenti di socialità che rendevano meno, come dire, meno sole le persone. Ecco, quindi stiamo parlando di persone di un numero molto alto, perché se noi a queste persone aggiungiamo, stiamo parlando delle persone che hanno oltre 80 anni, se parliamo di quelle dei 65 anni in su... Se però non dicevo che sono anziani perché ci hanno rimproverato. No, quelle hanno un altro tipo di attività, sicuramente mi ci metto dentro anch'io. Quindi... Si rifiutano di sentirsi chiamare anziani. Però parliamo di altri 210.000 persone nel Veneto, certo. Quindi sono numeri importanti, quindi stiamo parlando di questa platea. Ecco, noi a queste persone diciamo lo SPICE. Lo SPICE, chiamateci, telefonateci, avete problemi di qualsiasi tipo, noi proviamo ad aiutarvi, proviamo ad orientarvi, supportarvi, ecco, questo è il messaggio che noi vogliamo lanciare. Ed è a questo proposito che vogliamo dare anche alcune informazioni. Sì. La prima, ieri è iniziato il pagamento alle poste. Come sapete, proprio per evitare l'affollamento alle poste si è riusciti, come dire, ad ottenere un anticipo dei pagamenti delle pensioni. Prima di passare alle poste, siccome abbiamo ancora Venezia che deve stare qualche minuto in onda, perché Venezia è grande. È grande, ecco, devo dire che Venezia è particolarmente servita bene. Perché lì molti collaboratori si sono resi disponibili a dare il proprio numero di cellulare, che voi vedete in sovraimpressione, e quindi è possibile... Tenetelo in onore dalla regia, rimettetemi Venezia perché Venezia è grande, ha tanti territori e ci si mette un po' a tirare giù il numero di cellulare, quindi cortesemente rimettiamo Venezia. Anche perché Venezia è una situazione particolare, già è molto difficile per gli anziani, è una città molto particolare, quindi già è molto difficile per gli anziani in una situazione ordinaria. Figuriamoci in una situazione di emergenza, quindi i nostri collaboratori particolarmente sensibili si sono messi a disposizione, per cui basta chiamare anche il centralino che viene riportata la telefonata viene come dire, deviata sui numeri dei nostri collaboratori. Quindi mi pare che come dire, ci stiamo ingegnando in tutti i modi, ogni giorno cerchiamo qualche modalità per essere più vicini ai nostri iscritti e anche agli anziani più in generale. Perfetto. Adesso possiamo passare alle pensioni. Questione pensioni, quindi abbiamo anche la prima slide che da aprile a giugno chi ritira la pensione all'ufficio postale dovrà presentarsi rispettando la turnazione alfabetica. Chi ritira la pensione. Esatto, chi ritira non la pensione. Tutti. No, chi usa, noi diciamo sempre, usate gli sportelli automatici anche per le poste, questo è possibile. L'operazione è iniziata ieri, proprio ieri, che il 26 marzo le prime 2 lettere dell'alfabeto hanno iniziato a ritirare la pensione. Insomma. Ecco, anche qui noi diciamo attenzione, non sovraffollatevi. Tra l'altro c'è la possibilità di ritirare la pensione in questi casi non sempre all'ufficio in cui si è abituati, si può andare anche in altri uffici. Ecco, c'è una rotazione fondamentale. Perché altrimenti si formano questi aggregati. Gli anziani tendono a non rispettare le distanze di sicurezza. No, assolutamente. E invece 2 metri state lontano uno dall'altro. Piuttosto che un metro, meglio 2. Esatto, l'amico più caro. Non dovete lo salutate con la mano. Assolutamente, bisogna evitare i contatti, bisogna usare i guanti, bisogna essere più, come dire, attenti possibile, proprio per la propria salute prima di tutto, ma poi anche per quella delle altre persone. Oggi tocca la lettera C e D, però ripeto, è importante non creare affollamenti. Noi grazie alla sensibilità delle poste, ma con l'INPS siamo riusciti
a fare questa operazione proprio per evitare affollamento. E allora ripetiamolo un attimo che dopo abbiamo la pubblicità. Cognomi dalla A alla B giovedì 26, quindi sono quelli stati dovrebbero ieri. già essere a posto. Se uno non è andato, cosa fa? No, non c'è problema, non viene buttato fuori. Basta che non... Allora, cognomi dalla C alla D venerdì, quindi oggi. Poi anche domani mattina, solo alla mattina, domani era che è sabato. Mattina, dalla E alla K, quindi lei alla K saranno un po' di problemi. Ecco, solo la mattina, ma in genere sono meno persone, si pensa. E poi abbiamo ancora 3 giorni successivi per le altre lettere. Dalla L alla O lunedì, dalla P alla R martedì, dalla S alla Z mercoledì. Perfetto. Quindi questi sono... rispettate più o meno, perché serve per non avere aggregazioni. Esatto, perché alle poste abbiamo fatto questo, abbiamo come dire, salutato positivamente questa perché le poste, come dire, hanno tra virgolette anche una funzione sociale, perché come dire, non svolgono solo operazioni finanziarie, ma si occupano anche di 1000 altre cose, e quindi questo avrebbe creato sicuramente grossi problemi. Ecco perché questa cosa. Perfetto. Interrompiamo un attimo, pubblicità, poi torniamo insieme, vi daremo istruzioni anche per le ricette mediche. Abbiamo avuto delle signore che ci hanno chiesto al riguardo dell'lucidazione, ne abbiamo anche già parlato, comunque avremo anche una slide ben esplicativa e di altro ancora, tra poco.